Ciao, buonasera. La delusione è stata forte perché è chiaro che volevamo andare avanti anche in Europa League, però le prestazioni che abbiamo fatto in entrambe le partite ci hanno dato ancora più convinzione, ancora più sicurezza e bisognava stringere i denti stasera perché era la partita più difficile, perché veniamo non so da quanto tempo che giochiamo ogni 3 giorni e quindi i ragazzi sono stati bravi a raschiare il barile, a tirare fuori tutte le energie possibili e a vincere una partita importante. Soprattutto nei momenti delicati, perché nel momento forse migliore della Fiorentina poi è arrivato il gol del pareggio, poi la vittoria. L'ho vista esultare come poche volte, gli abbracci anche nel finale, questo fa capire veramente che significato ha questa vittoria. Io esulto sempre. Oggi un po' di più però. No, quando si vince si esulta sempre perché le partite sono difficili nel campionato e sono tutte importanti. Poi è chiaro che adesso più andremo avanti e anche stasera più le partite pesano perché sono meno le giornate alla fine del campionato, la classifica è lì che ci dice che ci sono tante squadre forti che sono in lotta per le prime posizioni e noi vogliamo provare a starci. Ripeto, stasera sapevamo che forse magari non potevamo essere bellissimi, non potevamo essere lucidissimi, non potevamo essere brillantissimi, ma l'importante era tornare alla vittoria e esserci riusciti contro un avversario che ci ha creato difficoltà significa che abbiamo messo in campo una prestazione di alto livello, non solamente tecnico ma anche e soprattutto caratteriale e di mentalità. Non so se metterà pressione anche a lei, a Maldini, per il rinnovo di Ibra, ma Ibra continua a parlare di scudetto. Ibra fa bene a parlare di scudetto perché siamo lì, siamo stati in testa per non so per quante giornate, mancano 10 partite, quello che ci siamo detti nello spogliatoio è che noi dobbiamo cercare di provarle a vincerle tutte o provarle a vincere il più possibile. Poi è chiaro che il nostro futuro dipende da noi, nel senso che abbiamo le qualità per giocarci ogni singola partita con le possibilità di vincere, poi dopo se ci riusciremo o no, questo è tutto da vedere. Abbiamo visto anche stasera che le partite del campionato sono e saranno sempre più difficili perché tutte le formazioni adesso hanno bisogno di punti, ha bisogno di conferme e quindi dobbiamo provare a insistere. Alessandro. Marco Bucciantini. È stata importante la volontà oggi perché c'è stato da correre subito e tanto, perché loro con Castovilli e Esseri che sugli esterni vi allungavano. Ci siete stati, avete combattuto, poi a un certo punto è entrato, io penso sia entrato un vigile urbano in campo, che è Bennacer. Tutto il traffico della partita l'ha mandato da una parte. Quello secondo me è un'ottima notizia, quel recupero. Sì, sono d'accordo, senza nulla togliere a Meite e Tonali che stanno facendo molto bene. Isma ha delle caratteristiche particolari che si sposano bene col nostro modo di giocare. Sono molto contento del suo rientro, lo aspettavamo da tempo. Adesso dovrà rispondere alla chiamata in nazionale, ma credo che giocherà solamente una partita che gli potrà anche far bene per riaverlo poi nelle migliori condizioni possibili per il finale di stagione. Che suono produce alle tue orecchie la parola scudetto? Perché insomma l'ha già chiesto Vanessa, però Ibrahimovic sembra quasi giocare con questa parola proprio per tenere alta la soglia dell'ambizione. Noi è chiaro che siamo partiti completamente con altri obiettivi, perché l'obiettivo era migliorare il campionato scorso e provare ad arrivare nelle prime 4, però adesso siamo lì e ci giochiamo tutto, nel senso ci giochiamo tutto nelle ultime 10 partite. La nostra è stata una stagione dove abbiamo fatto tante cose positive, dove abbiamo ottenuto dei risultati importanti, battuto un sacco di record che però alla fine poi se non facciamo bene queste ultime 10 partite potrebbero non portarci a nulla. Invece noi vogliamo far sì che questa stagione possa essere una stagione positiva fino alla fine, poi quello che riusciremo a fare, dove riusciremo ad arrivare, ripeto, da tantissimo tempo, dall'inizio dell'anno, che 7 squadre in Italia sono fortissime e che 4 saranno molto contente alla fine del campionato e 3 un po' meno, e noi vogliamo essere molto contenti. Te l'aspettavi la sconfitta della Juventus oggi? No, onestamente no, ma questo è il calcio non puoi dare niente per scontato e tutte le avversarie sono difficili, però che la Juventus perdesse in casa col Benevento è stata una sorpresa. Tante cancellare Manchester, giovedì sera ci hai messo la faccia dopo la partita e oggi vincere così forse era importante. Molto importante, dopo una sconfitta esci da Europa League, rimane scudetto adesso il campionato e rimbalzare come abbiamo fatto oggi bene, c'era spirito, mentalità e a tutti i costi volevamo vincere. Eravamo giù 2-1, però abbiamo fatto vedere il carattere di questa squadra e bisogna continuare.
il tuo obiettivo era scuotere la squadra giovedì quando parlavi di scudetto, l'hai fatto? No, sto prendendo mie responsabilità e aiutare in tutti i modi, fuori campo e dentro campo. Oggi ho giocato tutta la partita, mi manca un po' minuti nel partita, però la squadra ha reagito bene oggi e bisogna continuare. È un momento intenso con le partite e adesso c'è un po' di sosta per qualcuno no. A proposito di questo, c'è una canzone che ti introduceva a Sanremo, si dice Jutro je, no? Yeah. Zeljko Moja vuol dire il mio desiderio, era Bravo. il tuo desiderio? Quello di nazionale? Sì. No, il mio desiderio era continuare a giocare e avere felicità nel calcio e poi tutto è extra, è un bonus per me. Nazionale è un bonus, è un grande onore giocare in nazionale dopo 4-5 anni che ho smesso e adesso torno in nazionale. È vero che è venuto a trovarti il CT a Milanello per convincerti? Prima volta a centro, secondo a Milanello. Abbiamo parlato un po' e siamo stati diretti e adesso ero convocato. Ti chiedo le ultime cose. Oggi sei entrato, hai fatto un altro record, non so se lo sai, alla tua età nessuno aveva realizzato 15 gol in campionato. Basta. Però ti dà fastidio l'età? Mi dà fastidio, sì, mia età non parliamo, mi sento giovane, come ho sempre detto, come Benjamin Button, più giorni che passa più giovane mi sento. Ti chiedo l'ultima cosa, quando incontrerai Maldini? Allora non faccio più gol perché questo record non voglio avere. Quando incontrerai adesso Maldini, quando lo vedrai allo spogliatoio, quando è il momento della firma? Perché non può fare a meno il Milan di te in questo momento. Mi sa che Paolo mi mette sotto pressione, vuole vedere quello che sto facendo in campo e dimostrare che devo meritare questo rinnovo. No, scherzo, tutto è sotto controllo, parliamo, abbiamo un grande rapporto e con pazienza vediamo cosa succede, non siamo in fretta.